Prorogata la scadenza per la presentazione delle istanze per attingere contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 135 milioni di euro in favore delle imprese turistico-ricettive impegnate in nuovi interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Le istanze potranno essere presentate entro il prossimo 14 novembre attraverso la piattaforma informatica Incentivi Sicilia presso l'IRFIS. È stato infatti firmato e pubblicato il decreto del 6 ottobre 2025 del dirigente del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione, Maria Concetta Antinoro, con il quale è stata concessa la proroga espressamente chiesta dalla Consulta regionale dell'Ordine degli Architetti. Esprimiamo la nostra soddisfazione, ha affermato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Lamendola, per la concessione di una proroga indispensabile per consentire agli interessati di meglio predisporre i progetti e la documentazione necessaria da allegare all'istanza, anche se rimane ancora irrisolta la questione del riconoscimento dei compensi professionali per la progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi nella misura non superiore al 4% dell'investimento, misura inadeguata rispetto alle prestazioni tecniche a cui si riferisce, che rischiano di mortificare la professionalità dei tecnici incaricati, il cui operato è fondamentale per il successo dello stesso provvedimento. Ricontatteremo il Dipartimento competente, continua il Presidente dell'Ordine di Agrigento Rino Lamendola, affinché sia almeno chiarito con un nuovo decreto del dirigente generale che le suddette prestazioni tecniche viene erogato un contributo del 4%, fatto salvo il diritto dei professionisti di ricevere dai committenti i compensi di cui al cosiddetto decreto parametri. Ricordiamo, afferma Rino Lamendola, che i contributi a fondo perduto sono destinati alle micro e piccole, medie e grandi imprese con sede nell'isola, alberghi, bed and breakfast, ostelli, campeggi, villaggi turistici, rifugi, per interventi che riguardano ristrutturazione, ampliamento o riattivazione delle strutture turistiche ricettive esistenti o la realizzazione di nuove attività attraverso il recupero o la riconversione di immobili esistenti.